Siamo con il professor Rebellato, che è il responsabile della rete EPICT e autore di uno dei saggi presenti nel libro L'onda di Civil Life. Questo saggio ci parla della grammatica della cittadinanza, soprattutto per quanto riguarda gli studenti. Ci vuole illustrare un po' quali sono le tematiche? Ecco, allora il problema della cittadinanza è un problema che è storicamente riconosciuto in Italia. Abbiamo diverse esperienze, diversi tentativi che nella storia della scuola italiana, a partire dal 58, quando Aldo Moro per primo introdusse l'educazione civica nel sistema, da allora ci sono state varie esperienze. Ecco, purtroppo l'educazione civica è sempre stata un po' la Cenerentola a scuola, salvo casi particolari o eccezioni lodevolissime di insegnanti sensibili, attenti, che di questo tema si sono fatti carico. In realtà oggi più che mai io credo che il problema della cittadinanza e quindi dell'educazione civica, così come viene chiamata adesso anche grazie alla spinta della ministro Gelmini, è diventato di nuovo un tema di attualità, un tema sentito e riconosciuto. Si tratta adesso di capire come vogliamo costruire questa cittadinanza attiva, come vogliamo coinvolgere i ragazzi attraverso strumenti e modalità nuove, che non siano la solita lezione, perché di questo non si può certamente parlare, ma che sia invece esperienza vissuta. Noi crediamo, e l'esperienza che abbiamo fatto anche al Liceo Giorgione di Castelfranco Veneto va in questa direzione, che solo se lo studente, i ragazzi vengono coinvolti direttamente nella esperienza di democrazia, di partecipazione, è possibile arrivare a una consapevolezza più profonda e quindi a una vera partecipazione democratica, a una vera sensibilità civica. Altrimenti restiamo nei moduli o nei modelli, diciamo, di tipo tradizionale, che però abbiamo già visto che sono piuttosto fallimentari. Certo, noi ci auguriamo appunto che come il Liceo Giorgione ci siano altri licei, altre istituzioni che avvicinino i giovani a diventare ancora più cittadini, non solo in rete virtuale, ma anche cittadini di Stato. Le auguriamo buon lavoro e buona continuazione. Grazie.